Ci sta. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora ci mancava l'Arci Islamica. Eh sì, perché una notizia che ha attirato la nostra curiosità, una notizia apparentemente minore, ma in realtà parecchio indicativa dello spirito del tempo, la trovate sul giornale di oggi e coinvolge appunto quella che è l'associazione storica più radicata, più diffusa della promozione sociale e culturale, un tempio del mondo nel senso diciamo lato e vasto e non solo strettamente politico, ovviamente, della sinistra italiana, l'Arci. Veniamo a scoprire dal giornale che sotto l'egida dell'Arci Avellino opera anche questa associazione che si chiama Islam Insieme, che ha come obiettivo quello di promuovere la cultura arabo-musulmana e il dialogo interculturale, che sapete spesso diciamo, la parola d'ordine apparentemente accattivante e dialogante del multiculti, dell'universo multiculti, poi il grimaldello per farne passare una di cultura, proprio quella lì. Ma al di là di questo, nel proprio statuto questa associazione definisce come obiettivo anche quello di coltivare la bellezza della spiritualità islamica per la trasformazione collettiva. Ed è molto interessante questo vocabolario, perché una volta il mondo che si riconosceva anche nell'Arci, guardava magari alla trasformazione sociale, alla trasformazione delle condizioni materiali, addirittura alla trasformazione dell'economia, del modo di produzione capitalistico, tutte parole d'ordine in cui chi vi parla non si riconosce minimamente, ma che indicavano un orizzonte a mio giudizio frainteso, ma comunque di progresso sociale e materiale. Adesso invece la trasformazione assume tinte mistico-religiose, confessionali, comunque spirituali. Diciamo che hanno messo in soffitta quel tizio con la barba, Karl Marx, che parlava di religione oppio dei popoli, e invece guardano evidentemente alla cultura islamica come un possibile fattore di trasformazione di quello che già allora non gli piaceva. Diciamo che spesso nel mondo della sinistra ormai l'Islam o anche l'islamismo sono il modo di provare a rigiocare e supplementare una partita che il socialismo ha perso nella storia. Poi scendiamo nelle iniziative concrete che propone questa associazione, propone corsi, webinar, un percorso sui 4 livelli di purificazione di sé in avvicinamento al Ramadan. L'avessero detto davvero a qualche esponente dell'ACI degli anni 70, non ci avrebbe mai creduto, insomma. E poi c'è anche una, così riporta il giornale, madrasa, che a tutti gli effetti è una scuola islamica per chi non conosce la cultura islamica, non è non solo proprio diciamo si deve avvicinare ai rudimenti, e quindi c'è questa madrasa sotto, a quanto pare, l'egida dell'Arci. Ora, al di là dell'Arci di Avellino, di questa partnership in sé che per carità rientra ovviamente nel campo del legittimo, anche se la trasformazione collettiva in base alla bellezza della spiritualità islamica un po' ci inquieta, ma è l'ennesimo segnale di quella saldatura controintuitiva, ma ormai confermata quotidianamente, tra mondo ex progressista e mondo islamico e o islamista. Avanza a grandi passi l'islamo-goscismo, mentre nel mondo accadono cose come la strage degli ebrei a Sydney, come la sponda che dà certa nostra magistratura agli imam in odore di fondamentalismo fermati dal governo e dalle autorità. Insomma, in un contesto dove bisognerebbe alzare la guardia su certi temi, la si abbassa drasticamente e anzi si ritiene forse l'Islam un fattore di trasformazione della società. E qui mi fermo perché un po' mi si gela il sangue nelle vene. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.